Buonasera e ben ritrovati con La Finestra, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 80 75 537, lo leggete in sovraimpressione. Questa sera sfidiamo la partita di calcio della nazionale e ci occupiamo però di un argomento molto importante che è la sicurezza e in particolar modo ci chiediamo perché ci sono insomma così tante truffe e ci sembra che anche le rapine non siano da meno. Il piacere di ospitare in studio con noi Lorena Andreetta, segretaria del Partito Democratico della provincia di Treviso, benvenuta. Buonasera a tutti. È una donna in politica, io lo ribadisco, ogni volta che c'è una donna sono soddisfatta perché poi altrimenti è sempre un mondo un po' maschile. Il piacere di ospitare in studio davvero con noi il colonnello Stefano Iasson, comandante provinciale dei Carabinieri di Padova. Colonnello, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Il piacere di ospitare Luciano Lincetto, già fondatore del Partito dei Pensionati e giornalista, benvenuto. Grazie, Il piacere di ospitare Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto. Benvenuto assessore. Grazie, buonasera a voi. E il piacere di ospitare Tarcisio De Franceschi, segretario generale della Federazione Nazionale dei Pensionati FNP CISL di Padova e Rovigo. Benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Oh, attenzione che i dati non sono molto incoraggianti, dal 2012 al 2015 truffe e rapine in Italia sono aumentate del 10% e non lo dice una inchiesta qualunque, ma sono i dati del dossier ISTA del 2015. In 3 anni i delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria sono passati da 2,6 milioni a 3 milioni con un incremento del 10,3%. I furti sono cresciuti in modo costante passando da 1,42 milioni a 1,56 milioni, più 17,3%, e per non parlare delle truffe informatiche. Poi adesso si avvicina la stagione estiva e purtroppo il malvivente si ingegna per truffare al meglio chi rimane nelle grandi città e nelle piccole città, e più spesso insomma sono gli anziani, ma anche no. Colonnello, allora, prima di tutto abbiamo deciso di fare questa trasmissione per dare anche delle informazioni e dire a tutti che insomma può capitare di essere truffati indipendentemente dall'età. Perché? Perché abbiamo ancora quel buon cuore, quel buon senso del dovere che è nostro italiano. Siamo troppo buoni alle volte e apriamo la porta che non dovremo. È vero, diciamo che soprattutto in quest'ultimo periodo si è notato proprio questo, si apre troppo la porta a persone non conosciute che comunque si propongono molto bene, ovviamente hanno un'esperienza, soprattutto nell'artificio e nel raggiro, cioè riescono a convincere le persone, adesso stiamo parlando delle persone anziane, io direi sempre della fascia debole, riescono a convincerle di un qualche cosa che poi realmente non potrà mai avverarsi. Ecco, per dare però un senso a quello che stava dicendo lei molto giustamente in senso generale, quest'ultimo periodo, soprattutto nella provincia di Padova, posso affermare che sono calati sia i furti che le rapine. Sulle truffe purtroppo siamo sempre, ripeto, non possiamo parlare di poche unità in meno, poche unità in più, diciamo siamo sullo stesso standard, le truffe in senso generale. Se quelli sono odiatissimi. I reati fanno parte tutti poi dei reati più grande, ampio spettro dei reati predatori, ecco, ripeto, i furti, le rapine improprie, cioè quel furto che poi si trasforma in una rapina perché c'è una reazione della vittima e il malvivente quindi continua e compie anche un'azione sulla persona. Beh, questo diciamo che sono nella provincia di Padova ovviamente, ma nel senso anche nel Veneto, ovviamente però nel Veneto parlo in senso generale. A Padova c'è un calo significativo, anche del 16%. Beh. Allora, queste sono delle ottime notizie, ma la notizia più importante è di non aprire la porta a nessuno che si presenti come non so, qualcuno che viene mandato dall'INPS, dal servizio delle società elettriche, servizi della società idrica, anche perché quando vengono vi chiedono un contatore esterno, semmai, parlo dell'acqua rilevamento o del gas rilevamento. Non fidatevi di coloro i quali vi chiedono ci faccia vedere un contratto, ci faccia vedere un documento, intanto sono in due e uno osserva bene la vostra casa e l'altro intanto comincia a lavorare sulla persona povera malcapitata. Allora è chiaro che insomma la situazione va sempre tenuta sotto controllo, ma soprattutto mi piace ricordare che spesso le persone di una certa età magari non denunciano non solo per vergogna, ma perché hanno paura che poi i figli pensano che non siano più autonomi. Tarcisio De Franceschi, allora può essere anche questo un motivo che non fa emergere le denunce, anche perché diciamoci la verità, si perde anche tanto tempo, chi me lo fa fare? Se mi portano via un rastrello, che ne so. Noi
È chiaro che gli anziani sono i più esposti e noi in questo ultimo periodo abbiamo deciso come Veneto, ma in modo particolare anche a Padova, di stampare una brochure, ma faremo incontri possibilmente in tutti i comuni a partire da settembre, dove andremo a spiegare, magari con il supporto delle forze dell'ordine e soprattutto anche di psicologi, proprio per insegnare come comportarsi in questi casi. È un grosso impegno che come sindacato pensionati abbiamo deciso in maniera determinata di affrontare, e a partire dal mese di settembre contiamo di toccare tutti i comuni del Veneto, ma in modo particolare nella nostra Padova. Ecco, credo sia un'opera meritoria che il sindacato deve fare, soprattutto il sindacato dei pensionati, proprio per dare una prima risposta. Perché, ahimè, anche perché, mi scusi Tarciso, sono i pensionati che reggono l'Italia con le pensioni, perché tanta gente purtroppo non ha lavoro, se portano via anche la pensione ai pensionati, i poveri nipoti e altri, chi paga la rata del mutuo, l'affitto, la bolletta? Diciamoci anche questo. Ma è proprio la credulità dei nostri anziani più poveri che porta a decidere di aprire la porta a chiunque. Proprio perché ne stanno inventando di tutti i colori, sono un dipendente dell'Inps, sono dell'Agenzia delle Entrate e mettono paura magari con false cartelle esattoriali, ma è proprio su questo fronte che noi vogliamo intervenire, perché dobbiamo educare, è una parola pesante, ma portare a conoscenza di come comportarsi quando si è in casa, soprattutto non fare entrare nessuno, è la prima regola. Perché nessuno deve essere autorizzato da chi che sia, da una qualsiasi ente, a vendere fumo, perché poi si tratta di questo. È chiaro. Allora 049 80 75 537, serata difficile, ma insomma se volete dire la vostra noi qui ci siamo, chiamateci, diteci la vostra. Dal 2012 al 2014 le vittime over 65 di truffe sono passate da 300.000 a 340.000. Dicevo prima Lincetto, i casi di denuncia sono molto parziali, perché un po' ci si vergogna, un po' dice magari mio figlio pensa che mi sono rincitrullito e magari mi mette le mani sul conto corrente, quel poco di conto corrente che ho, se qualche banca non si è presentata prima. Ecco. Anche questo è vero, però il comandante prima diceva che sono diminuiti. È anche vero che ci sono stati dei momenti anni fa dove si invitava a fare denuncia anche per un semplice pacchetto di sigarette. Oggi c'è il contrario, si invita a non denunciare perché tanto si fa... ce ne sono tanti, questo è anche altrettanto vero, per cui ecco che si fa subito presto a far diminuire diciamo, i casi che succedono. Cioè lei dice, se interpreto bene, non vanno a denunciare perché dicono non vanno a denunciare, domani sì, sono già fuori, oltre quello che ha detto lei, oltre quello che ha detto lei, che è una verità, perché ci si vergogna anche, perché il meccanismo oggi della truffa è talmente, come si può dire, si sono attrezzati in una maniera fortissima. Io ricevo delle telefonate in continuazione, no? Di persone o anziani o via, che mi raccontano alcuni fatti di come sono state diciamo, truffate, che è la fantasia, la realtà supera la fantasia, che è una cosa veramente aberrante. L'altro giorno mi chiama una suora, per esempio, che non era, diciamo, così sprovveduta o via, riceve una telefonata da una persona dove gli dice una sua consorella è stata un incidente stradale ed è in caserma e che non può rispondere via. Ha bisogno subito di avere 2-3 mila euro. Sì, perché altrimenti come? Ma dove? Cosa si è fatta, cosa non si è fatta? Praticamente questa poveretta di fronte a una consorella e che non era sprovveduta, perché difatti lei si vergognava a dire cosa devo fare, no madre vada comunque a denunciare, non so se sia venuta in Prato della Valle da voi o dove sia venuta, non lo so, vada a denunciare cosa vuole, non si vergogni perché questi sono dei mascalzoni e serve per regola anche per altri.
L'altro giorno un'altra anziana mi dice: guardi, è venuto qui e io a un certo momento così credevo fosse, così guardando dal spioncino, credevo fosse una persona che conoscevo, mentre non la conoscevo, e sono entrati in due. Uno mi ha detto: signora, ma lei è andata a ritirare la pensione, guardi che le hanno date banconote false. E il controllo della cifra delle per banconote. cui praticamente questa non è andata a denunciare. Ecco perché credo che il fenomeno delle truffe non sia diminuito, ma sia in forte aumento. Le forze dell'ordine fanno delle cose straordinarie e bisogna rendere atto. Però io credo che anche da parte delle forze dell'ordine, mi fa piacere che il sindacalista qui presente inizi con settembre, io avrei iniziato ieri l'altro, faccio per dire, per informare come si deve, ma informare soprattutto non solo a non aprire, ma a denunciare, perché questo è un punto, denunciare, e le forze dell'ordine, io credo, qualcuno, di invitarle a non scoraggiare, ma invece a incrementare. Certo. Allora è chiaro che si debba andare a denunciare qualunque cosa vi portino via, che sia per l'assurdo un vaso di fiori piuttosto che altri fenomeni, perché si capisce se in quella zona, in quell'area sta agendo un gruppo di soggetti poco raccomandabili, quindi le forze dell'ordine riescono a farsi un'idea, una mappa di questa criminalità organizzata che si muove nei nostri quartieri, nei nostri rioni. Questo è importante. No, per esempio nella nostra comuni limitrofi qui, no? Carabinieri, polizia e via, fanno i giri in continuazione, e questo è una buona cosa, perché chi c'è in giro, vedendo una pattuglia del genere, una macchina che corre via, scoraggia anche tante volte. Ecco, per cui il fatto della presenza, ecco, scoraggia a questi mascalzoni. È chiaro. Allora io devo andare in pubblicità. 049 80 75 537, se volete dirci la vostra, poi ci raccontate anche cosa succede dall'altra parte, qual è il risultato della partita. Certo, Lincetto, la pattuglia, se c'è, scoraggia, bisogna anche che la pattuglia ci sia e che ci siano i mezzi a disposizione di chi deve fare il proprio lavoro. Torniamo dopo la pubblicità e vorrei sentire il marcato. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, abbiamo dato una sbirciatina, siamo a 00 per il momento. Comunque, caro Roberto Marcato, diceva Lincetto, sì, il dato del colonnello ci piace molto perché ci racconta una realtà in flessione, però è anche vero che c'è insomma tanta parte che magari non denuncia e poi dice che cavolo vado a fare a denunciare, che poi perde un sacco di tempo, li beccano, dopo 2 giorni sono fuori. Questa è la realtà, questa è la realtà. Intanto, chi ci ascolta, vorrei dire una cosa molto chiara. Non esiste il comune, la provincia, la regione, il Parlamento, le banche, l'ospedale che vi chiedano, che mandino qualcuno per entrare a casa vostra. Non esiste. Quindi chiunque venga a casa vostra di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte e vi chieda di poter entrare a casa per fare una verifica, questo è un millantatore, perché nessun ente pubblico
istituzione manda qualcuno per entrare in casa. Nessuno, quindi lo dico agli anziani, ma a chiunque ci sta ascoltando, non fateli entrare, ok? Perché se vi chiedono di entrare è una truffa. 2. Nessuno vi chiede, nessuna istituzione a scopo benefico manda in giro persone con tagliandini per fare bonifici o versamenti. Non c'è associazione seria che faccia questo, perché c'è stato un periodo in cui c'era questa fantomatica associazione che raccoglieva soldi per i malati di cancro, in realtà era una truffa, perché non esiste, le associazioni serie non fanno così, quindi anche qua via. Al telefono, se non sono persone che conoscete e vi fanno proposte commerciali, perché giù. attenzione, dice bene Marcato, purtroppo è così, è brutto, sì, ma se tu dici di sì, vale come contratto, sei registrato, si rischia che valga come contratto. Seconda cosa, denunciate assolutamente. Io so che a volte, dopo essere stati raggirati, c'è un senso di frustrazione che, come dire, un po' ti abbatte, per cui ti senti umiliato e a dover andare dai carabinieri per fare la denuncia, come dire, ti vergogni. Signori, i vermi sono quelli che vi hanno truffato. Voi siete vittime come lo possiamo essere chiunque di noi. Per cui di fronte a una truffa andate dai carabinieri e denunciate. Questo perché magari li beccano anche e sarebbe opportuno che facessero qualche decennio di galera. Ma poi serve anche per capire dove sono le zone a più rischio, a meno rischio, perché siccome i carabinieri non hanno miliardi di risorse da spendere e non hanno migliaia di persone da mettere sul territorio, devono concentrare gli sforzi. È chiaro che se hanno la mappa del territorio e sanno che lì c'è una zona a rischio, possono concentrare le loro risorse e la loro attenzione. Quindi fatelo, non vergognatevi, perché tanto le truffe possono capitare a chiunque di noi, anche al più intelligente del mondo, per cui fatelo, ma mi raccomando, non fate entrare nessuno a casa vostra. È successo un incidente, posso usare il telefono, hanno tutti il cellulare, vadano dai carabinieri, vadano all'ospedale, non fate entrare nessuno. E questo è importante, però si va con questa anche ansia che insomma abbiamo tutti quanti noi a ledere quello che è il nostro anche senso di humanitas e di pietas che ti può capitare, come abbiamo sentito il caso della ragazza a Roma che è stata bruciata viva dal suo fidanzato. Nessuno si è fermato, abbiamo paura di fermarci. In quel caso le persone dovevano avvisare le forze dell'ordine, questo va detto, però insomma viene meno quel senso di umanità e di pietà che dovremmo provare per il prossimo, perché siamo così in un medioevo chiusi all'interno della nostra casa. E perché? Perché non c'è la certezza del diritto, non c'è la certezza dell'applicazione delle pene, perché mi piace ricordare che negli ultimi 10 anni circa sono stati comminati 850.000 anni di detenzioni, sono stati inflitti e non sono mai stati scontati. Questi sono dati che ci devono far riflettere. E di chi è colpa? È colpa, insomma, di chi fa le leggi, e chi fa le leggi è la politica. E allora, tocca a lei purtroppo, Lorena Andretta. La politica conta molto sulla decisione di riaccorpare le forze dell'ordine, di accorparle, conta molto sulle leggi che vengono promulgate. Sì, assolutamente sì, però vorrei tornare indietro un momento. Rispetto anche alle opinioni che ho scambiato prima con il colonnello. Allora, io sono stata sindaco 10 anni di un comune piccolo della provincia di Treviso, Recodogné, faceva e fa tuttora circa poco più di 5.000 abitanti. E da sindaco ho apprezzato sempre molto il rapporto che c'è e che ci deve essere e che va costruito tra i vari livelli delle istituzioni. Intendo l'amministrazione comunale e le caserme dei carabinieri che per fortuna sono molto localizzate. Questo è come dire, è un buon deterrente, perché insieme alle denunce si danno quindi elementi di conoscenza alle forze dell'ordine che possono essere utilissimi, perché se oggi viene truffata una signora piuttosto che una famiglia, piuttosto che qualcun altro, e questa famiglia denuncia, il maresciallo locale sa che in quella via si sta facendo, si stanno facendo delle operazioni che non sono... quindi il rischio che a qualcun altro tocchi viene anche sventato dall'intervento, no? Poi ci deve essere una forma di collaborazione tra le amministrazioni,
il maresciallo locale, che ripeto per i sindaci è sempre stata una risorsa importante, gli assistenti sociali, i vigili urbani, perché anche i vigili urbani sono dei buonissimi conoscitori del territorio. Dopodiché è chiaro che il piccolo comune non è Padova, Padova non è uguale Treviso, non è Verona, eccetera, eccetera, quindi ogni località, ma per questo ci sono le forze dell'ordine. Finché ci sono, finché resistono. Finché ci sono, finché resistono. Taglietto su taglietto. È anche altrettanto vero che però, allora, taglietto su taglietto, dopo i fatti di Parigi che hanno quindi intensificato ovviamente l'urgenza e la necessità di intervenire, il governo ha stanziato importanti risorse a favore della sicurezza. Dopo che ci sia un problema, magari che le risorse ci mettono del tempo ad arrivare, questo fa parte purtroppo di questa italica abitudine, no, dove tutto deve avere una burocrazia, un passaggio che è sul concetto di quel dopo ci vogliono ovviamente i lustri prima che si riesca a scalfire, no, questo impianto che abbiamo sul fatto della certezza della pena, ecco, sul fatto della certezza della pena, assolutamente Lorena sì. mi risponde subito dopo la telefonata e poi sento un marcato che ha alzato il dito come a scuola. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Prego. Mi chiamo Roberto, chiamo dalla provincia di Venezia. Prego Roberto. Allora, vengo subito al sodo. Almeno la mia opinione di cittadino, di italiano, e penso che dovrebbe essere un'opinione ormai che dovrebbero avere anche i politici, quelli che governano, in merito a questa giustizia che non va. Ma possibile che non si rendono conto, loro che sono lì che studiano, che analizzano, che fanno tutti i rilievi, eccetera, eccetera, non si rendono conto che il nostro sistema punitivo non è più un deterrente? Qui si continua da anni a parlare di incrementare le forze dell'ordine, non ci sono investimenti adeguati, ci vogliono più agenti, ci vogliono più vigili, più poliziotti, più carabinieri. Poverini, di loro ce ne sono e anche troppi e fanno fin troppo bene il loro lavoro. Il problema consiste nel fatto che noi prendiamo una persona, ed è tutto mascherato da giustizia tra l'altro, prendiamo una persona che è andata a rubare, che ha fatto le malefatte, che entra nelle case, che spara alla gente, che è violenta, eccetera, eccetera. La si mette sia non in carcere, che poi è un albergo a 3 stelle a spese mie, e per mie intendo a spese di tutti gli italiani che pagano le tasse, di tutta la gente onesta, quindi a spese nostre dopo che fanno del male. Invece di essere messi a lavori forzati a pagare tutti i danni e tutto il conto che devono pagare per la loro gestione, si continua a metterli in questi alberghi mascherati da carcere a spese nostre, ma i politici non si rendono conto che non si può più continuare così. Allora Roberto, bisogna modificare. La ringrazio. Abbiamo capito il suo concetto. 049 80 75 537, certezza della pena, giustizia della pena. Abbiamo sentito 850.000 anni che sono stati inflitti e non sono mai stati scontati. Che giustizia è quella italiana? Perché lo dice anche il nostro telespettatore alla fine. È una giustizia ovviamente che sconta, come dire, delle leggi che sono anche abbastanza farraginose, immagino, e una giustizia che sconta gradi del giudizio che sono, come dire, lenti e lunghi. È una giustizia che spesso e volentieri garantisce, come dire, un processo magari giusto ma molto lento e molto lungo, che alla fine non rende la giustizia a chi è la vittima. Questo è, come dire, è l'impostazione di questo sistema che è questa qua. Per cui è evidente che anch'io come cittadino mi sento insultata se qualcuno ruba o come dire, commette un reato, viene arrestato e poi dopo 2 giorni è fuori. Questo è evidente che è una situazione paradossale che frusta per primi non solo le vittime ma anche le forze dell'ordine stesse. Quindi in questi casi qua è evidente che bisognerà sicuramente metter mano a qualcosa, certo, la depenalizzazione di alcuni reati, sì, come l'ingiuria pubblico ufficiale. A me quella per esempio non è piaciuta personalmente. Indossano una divisa, ci rappresentano, ma chi mai si può permettere di dire una parola su queste, sì, persone? Ci sono delle cose che andrebbero riviste. Io devo andare in pubblicità, poi marcato la faccio rispondere, però mi piace anche ricordare che secondo gli ultimi dati raccolti dall'Istat i carabinieri sono la forza dell'ordine più amata dagli italiani e si collocano sempre al primo posto. Torniamo dopo la pubblicità.
Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, diceva Roberto da Venezia, ma allora è possibile che nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, che lui dice ci sono anche troppe forze dell'ordine, ma vediamo, insomma abbiamo un sistema detentivo punitivo, diceva lui, che è farraginoso. Purtroppo il 62% delle persone che se ne ritornano in carcere è perché hanno commesso già altri reati, sono recidivi, vuol dire che abbiamo un sistema che non fa crescere il detenuto all'interno del carcere, che non lo fa evolvere, lo abbruttisce, e questo è anche un problema molto importante, marcato. La politica c'entra, e c'entra come? Perché quando fa delle scelte, promulga delle leggi, buone o cattive, e si vanno ad affastellare sulle migliaia di leggi che già noi abbiamo e non sappiamo più chi deve andare dentro, chi deve restare fuori. Ve la faccio rispondere dopo la telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, un concetto rapido, però mi lasci terminare, bellissima conduttrice. Grazie. Allora, se prima di questa immigrazione stavamo non bene, benissimo, certo, non c'erano tutti angeli, però si stava benone, il che vuol dire che adesso siamo ridotti a questo livello, il che vuol dire che è l'immigrazione, ma i dati ce lo confermano. Allora, espulsioni in massa, i delinquenti vanno assolutamente a fare la galera nei loro paesi, e a questo punto, visto che i giudici e i politici non la vogliono sentire, escluso la Lega, anzi grazie signor Mercato, che è l'unico che sembra che ci vuole difendere, a questo punto sotto processo politici e giudici che ci hanno ridotto in questo stato che non possiamo più vivere. Cosa ce ne facciamo delle telecamere? È veramente una presa in giro. Vi ringrazio e vi ascolto. Sì, grazie mille, buona serata, grazie per aver detto la sua opinione. Allora, Mercato, insomma, è questione proprio di politica, lo dice anche la nostra gentile telespettatrice. Al di là del concetto di immigrazione, no, stavamo bene, però ci eravamo anche abituati alla gestione del territorio ricordiamo, di Felice Tomaniero, cioè il territorio c'era, ma insomma lavorava nell'oscuro, anche no. C'era una certa organizzazione. Sì, ma anche in quel caso la responsabilità politica è chiara, nel senso che dobbiamo anche ricordare che Felice Maniero nasce per quella grandissima intuizione che hanno avuto i politici dell'epoca, per cui si è pensato che usando lo strumento del confino si prendevano dei mafiosi dal meridione e li si trapiantava qui, con il concetto che se tu prendi una mela marcia e la metti in una cassa di mele sane, le mele sane aiutano la mela marcia. In realtà sappiamo che in natura succede esattamente il contrario, cioè la mela marcia rischia di far marcire l'intera cassa. Ma andando all'oggi, qui abbiamo un problema strutturale e un problema di approccio. Allora, per quanto riguarda quello di approccio, noi diamo dei messaggi completamente sbagliati a chi ha intenzione di delinquere nel nostro Paese. Perché, vede, questo è un esempio che io faccio sempre, lo faccio e lo farò fino alla nausea. Quando all'inizio dell'anno scorso, a gennaio, 2 carabinieri vengono accoltellati qui a Padova, in centro a Padova, vengono accoltellati da uno spacciatore libico profugo, attenzione, profugo. E lo spacciatore viene arrestato, i 2 carabinieri vengono portati in pronto soccorso, questi sono ancora là che si curano le ferite e il giorno dopo il profugo viene rilasciato e nel decreto di rilascio il giudice scrive che viene rilasciato perché è ritenuto non pericoloso. E ironia della sorte, nel secondo paragrafo mette però c'è il dovere di non dimora a Padova. Questo ti dice 2 cose. La prima, che per farti 2 giorni di galera, i carabinieri devi prenderli, rosolarli a vivi, non so cosa devi fare per fare un po' di galera. Perché se accoltellare un carabiniere non è ritenuto pericoloso, vorrei capire, nella logica di un giudice, che cosa è ritenuto pericoloso. 1. 2, mi prendi anche in giro, perché dicendo che questo non può dimorare più a Padova, significa che può andare a accoltellare carabinieri a Vicenza. Allora, evidentemente, ma le leggi sono queste, attenzione, c'è una gradazione, c'è un minimo e un massimo. Secondo me un profugo spacciatore che accoltella 2 carabinieri deve prendersi il massimo. Ma era la prima volta, ma non mi interessa, cioè lui ha accoltellato 2 servitori dello Stato che per una pipa di tabacco, perché hanno stipendi secondo me assolutamente inadeguati per il rischio che fanno, per il lavoro straordinario che fanno, non gli dà il massimo, non ho capito che cosa bisogna fare e questo è un problema di messaggio.
Poi c'è il problema strutturale e qui abbiamo leggi che vanno cambiate e serve soprattutto la certezza della pena. Non esiste, perché sono convinto anch'io che i carabinieri, come le altre forze dell'ordine, facciano molti arresti. Il problema è che tu cerchi di riempire un secchio d'acqua che ha un buco. Quindi tu continui a fare arresti, ma tanto poi vengono comunque rilasciati perché ci sono le attenuanti, perché questo, perché quest'altro, e alla fine questo è il messaggio. Quindi, allora, ma si riuscirà un giorno marcato a fare l'anno zero delle leggi? Cioè, hai fatto questo, è sempre una questione di volontà politica, vanno cambiate le leggi, va fatta una riforma pesantissima della magistratura, pesantissima, e vanno costruiti più carceri. Non può passare che siccome io ho la febbre e non so da quale parte girarmi, decido che per convenzione non è più a 37 la febbre, ma è a 41. Così siamo a posto. Facciamo tutti i termometri a 41. Poi perché la febbre ce l'è lo stesso. Poi l'Unione Europea ci bacchetta perché ci dice siete anche persone che trattano in maniera faccio un piccolo appello, visto che c'è un dirigente del PD, ma lo dico senza polemica, perché se vuoi fare polemiche poi sono bravo, ma è un dirigente del PD. Mi metto in ginocchio, dica a Matteo Renzi di non chiudere la polizia postale, perché è uno dei baluardi contro le truffe su internet, contro le truffe postali, cioè, è un baluardo. E anche si occupano di pedopornografia, pedofilia. Glielo chiedo da cittadino, dica al governo di non chiudere la polizia postale. Bene, prendo la telefonata e se c'è da sottoscrivere io sono la prima a firmare, perché so l'immane lavoro che fanno queste forze dell'ordine, perché non si vede ma proteggono i minori, ci proteggono da reati davvero molto importanti. Pronto? Buonasera signora. Sento una donna. Buonasera. Siamo da Padova. Prego. Allora, prima cosa, non se ne può più di questo governo, di sto PD che sono gente fuori di testa, quel buffone di Renzi che fa schifo, prima cosa. E soprattutto la signora che parla cosa, dovete agire, che fate schifo, non fate niente per noi, non siamo tutelati su niente. Io non posso andare fuori a quest'ora a prendermi un gelato, perché non so se vengo a casa. Ha capito signora? Dai, vado a fare la questa, no, dirigente del PD, si vergogni. Allora vabbè, cerchiamo di contenere i toni nelle telefonate, cioè non è che è colpa della signora che è qui, ricordiamoci che quello che abbiamo, lo abbiamo ereditato da una serie di problematiche. Io vorrei dire che la signora può andare tranquillamente a prendersi il gelato, a Padova soprattutto c'è veramente tra i carabinieri, la polizia di Stato, la stessa Guardia di Finanza e la polizia locale un apparato poderoso, efficace, addirittura abbiamo inserito dentro adesso dei reparti speciali antiterrorismo, quindi di altissimo profilo, che ci sono stati riconosciuti anche da altre località, anche da Roma stessa, quindi con addestramento specifico. Ovviamente sono stati fatti perché Padova è una città sotto questo profilo, lo sapete tutti, molto sensibile. Voglio rassicurare la signora. Noi siamo tranquilli quindi, colonnello, quando usciamo per strada? Ma certamente, sereni e tranquilli, ovviamente come sapete bene, come avete visto anche da tutti i fatti che sono accaduti, mai escludere nessun luogo, però ovviamente dove c'è maggiore sicurezza, dove c'è un apparato statuale come quello in Padova molto organizzato tra le varie istituzioni, c'è una sinergia con la prefettura, con il comune, con tutti veramente positiva, questo lo dico con grande forza, c'è da stare più sereni quantomeno, perché c'è un apparato che sta funzionando. Quindi non ci sono grossissimi problemi sotto il profilo della sicurezza immediata. Sulle truffe, poi continueremo, c'è invece da fare molti discorsi. Senta, però mi dica la verità, allora adesso, l'avevo detto prima durante la pubblicità, il colonnello ha fatto il primo arresto dell'anno qui a Padova, però mi dica anche la verità, colonnello, adesso ci sentono. Lei l'ha beccato, processo per direttissima, foglietto, non obbligo di dimora a Padova, non è una grande soddisfazione, cioè stavi rubando. Insomma, non dico che negli altri paesi chissà cosa succede, però tenerselo almeno 2 o 3 giorni.
Vabbè. Ma vedi, io ho fatto il mestiere del carabiniere, tutto qua. Ho fatto solamente quello, l'ho preso e poi abbiamo fatto gli atti fatti bene, l'abbiamo consegnato alla giustizia. Avete consegnato alla giustizia carte, È il nostro compito, lo facciamo con piacere, e anche se in questi casi ovviamente non è mai piacevole privare della libertà una persona che però si è comportata male, quindi deve pagare la sua pena. Qualcuno le dovrà rispondere, Lincetto. Noi stiamo pagando anche un prezzo su una... perché quando si dice ma il passato è passato, non bisogna tornare indietro o vangare il passato. Io invece ricordo il 68 e oggi noi abbiamo nella magistratura, in alcune parti delle istituzioni, tutta gente che è stata formata nel 68, che praticamente un permissivismo esasperato, che si poteva fare di tutto, che non sto qui a fare un'analisi che meriterebbe un'analisi molto più profonda. Di sinistra? Guardi, glielo chiedo perché è questo che mi sta dicendo. C'è poco da fare, lei mi deve dire le forze che negli anni 70-80, no? Quando io ricordo, nel 1970 mi trovavo già da giovane giornalista nella segreteria di un ministro che era il ministro della giustizia, Guido Gonella, chiaro? E davanti a Montecitorio c'erano delle persone, allora non c'erano gli extra, come si dice, parlamentari o d'altro, c'era solo un partito che si chiamava Partito Comunista. No, chiaro? E sputavano, no un attimo, perché sa, anche su questo oggi è facile dire e fare alcuni passaggi, però bisogna ricordare che alcuni passaggi hanno della storia e la storia la stiamo pagando. Allora sputavano alla polizia, ai carabinieri, dicendo che erano a servizio come si può dire, di chi aveva e non dei poveri, non di qua e non di là, chiaro? Questi personaggi poi, il famoso voto politico degli anni 68, alcuni sono stati poi, hanno avuto la laurea con quel voto politico, con quel voto del 68 e si sono trovati, guardi, facciamo un esempio, senza citare nomi, magistrati. Qui a Padova, che poi sono andati addirittura nel Consiglio Superiore della Magistratura, che scrivono su quotidiani di partito e che fanno un loro giudizio. Cosa si può aspettare poi se questi di fronte basta leggere alcune sentenze dove dice, ha fatto per necessità. Scusa, quando uno ruba, no? Dice l'ha fatto per necessità, ma anch'io domani mattina ho una necessità di avere un orologio d'oro e vado a prendermelo. Ci sono state anche sentenze della scatoletta di tonno, Lincetto, di pensionati che sono andati al supermercato. Momento, anche la scatola del tonno, che è nata per necessità, anche questo è un falso problema e si genera determinate situazioni. Allora io devo andare in pubblicità. Perché ci sono talmente associazioni che danno non solo la scatola del tonno, ma ti danno anche il pane per tocciare la scatola del tonno. Bene, torniamo dopo la pubblicità. 049 80 75 537. È serio, di fronte a una cosa del genere, un ministro della giustizia. Stiamo tornati in diretta, Lincetto sta protestando e questa scatoletta di tonno dice non è una necessità rubare la scatoletta di tonno al povero pensionato o l'anziano che non ce la faceva, perché ci sono tutte le varie associazioni caritatevoli che ti aiutano. Allora, dice, colpa della certa magistratura che abbiamo ereditato dagli anni 68, una magistratura rossa. È giusto? La chiami rossa, verde, blu, quello se la chiamassi verde marcato, non so se sarebbe d'accordo. Comunque, per questo. Allora, Andretta, è chiaro che Lincetto pone l'accento anche su un fatto di natura politica, che certa magistratura sia un po' troppo morbida, un po' troppo permissivista, che sia collegata al partito di governo. Volevo citare solo un fatto e poi mi taccio. Guardi, nel 1980, nel 79 ci fu una riforma
di come entrare in magistratura nel 78. C'era presidente della commissione parlamentare di giustizia un certo senatore Bettiol, che era il massimo, diciamo così, del penalista nel campo non solo nazionale ma internazionale. Bene, hanno chiesto la testa di Bettiol perché non sia rieletto, perché con la sua presenza non si faceva quella riforma. Bene, lui non venne più candidato, trovando varie scuse, e anche in quel caso la DC ha le sue colpe, perché il famoso catocomunismo, non è che sia stata un'invenzione di qualcuno. Allora, cosa è successo? È successo che nell'80, poi nel 79, l'80 viene fatta la riforma. Quando passò la riforma al Senato e alla Camera, il senatore Bettiol, che mi onorava lui dell'amicizia, mi chiamava Mastro Rincetto, mi chiamò e dice: ho bisogno di parlarti. Vado da lui, mi dice: tieni ben conto e segnati quello che ti sto dicendo, perché ti servirà per la storia, perché io ormai sono anziano. Il Partito Comunista Italiano arriverà al potere attraverso la magistratura. Vabbè, entro 20 anni. No, aspetti un attimo. Aspetti, non è mica vero. Ma lo so, non è vero, perché guardi, nostri... io le posso dire che alcuni magistrati, alcuni dirigenti comunisti che ci sono ancora, che oggi sono partito, non è vero, andavano durante l'estate, andavano a Mosca a tutelarsi. Allora il gruppo dire che alcuni dirigenti della Democrazia Cristiana andavano alla NATO. Dopo viene fuori. Andretta, ci tolga da questa impasse. Da dove vengono stesse a fare nomi? Magistratura di Milano, vuole che le racconti tanti fatti? Allora Andretta, è chiaro. Ecco. Nel 1970 andavo alle elementari, pertanto voglio dire, credo che... Prego. Siccome io parlavo dell'80, vuol dire che allora faceva le medie e qualche cosa poteva capire di più delle elementari. Bene, allora le faccio dare la risposta. Prendiamo la telefonata da casa. Pronto? Buonasera, se c'è qualcuno che ha più del 1980. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ospiti. In fondo Lincetto non sta dicendo delle cose sbagliate, tenendo conto però che la magistratura, cioè quando nasce magistratura democratica, e bisognerebbe che le persone che sono lì andassero a leggersi un libro scritto da un magistrato dichiaratamente comunista, cofondatore di Magistratura Democratica. Questo magistrato si chiama Luca Toni con la Y finale e ha scritto un libro, Non posso tacere. Bene, in questo libro ci sono tutte le schifezze fatte dalla magistratura italiana nei confronti della politica, di cittadini onesti e compagnia bella. È un atto di accusa contro parte della magistratura, tenendo conto che questo magistrato dice: magistratura democratica nasce per dare giustizia laddove esisteva il Porto delle Nebbie, il famoso Porto delle Nebbie. Roma insabbiava tutto quanto, perché c'era una magistratura marcia dall'altra parte. A sua volta questa magistratura, che è sorta per dare giustizia, è diventata marcia a sua volta. Per cui un magistrato onesto, perché ci sono persone oneste anche tra i comunisti, ha scritto un libro piccolo. Io ho impiegato tanto tempo perché non ho grande cultura, ho impiegato tanto tempo a leggerlo perché quando c'è una cultura giurisprudenziale bisogna stare attenti alle virgole, alle parole e compagnia bella. E le posso dire a lei che è giornalista, se è curiosa dei fatti e della storia, che leggendo quel libro lei scopre che questo è un paese che fa ribrezzo. Buona serata. Grazie, non solo leggendo quel libro purtroppo, però io voglio anche essere molto molto ottimista. Andretta, riusciamo a uscire da questa impasse. Quello che conta è applicare la legge. È possibile arrivare con un Parlamento, una Camera, due Camere, riforma contro riforma, arrivare a delle leggi e dicano: tu hai rubato una bicicletta, tu hai fatto questo, tu stai dentro, tu devi stare in carcere, come succede negli altri paesi europei e non. Come ho detto prima, allora, le leggi che ci ritroviamo oggi non sono leggi che, giusto per rispondere alla critica, che sono leggi che si è scritto Matteo Renzi negli ultimi 6 mesi o negli ultimi 8 mesi o 2 anni che è al governo, per cui
è una questione che riguarda il sistema come dire, giudiziario e la struttura legislativa di questo Paese degli ultimi 30 anni, per cui io ripeto quello che ho detto prima, sono come dire, anch'io mi sento insultata e offesa quando accadono gli episodi che abbiamo sentito prima, cioè l'arresto fatto dopo 2 giorni uno è fuori eccetera, perché era incensurato, perché il reato non prevede chissà che pena eccetera eccetera. Allora c'è un problema di struttura legislativa che da quel che io capisco, non sono una giurista, ma da quel che io capisco non è così facile da superare, da modificare, cioè nel senso che non è che cambia la norma e cambiamola, c'è una questione di struttura legislativa che si è stratificata nel tempo, un problema di applicazione delle leggi che riguarda strettamente i giudici, ma non ne farei una questione di toghe rosse o di toghe di un altro colore, c'è un'interpretazione dei giudici che viene ogni tanto, come dire, che è discutibile, e questo accade in qualsiasi sia la professione, anche se questo è un ambito molto delicato e molto particolare, così come può essere delicata l'errore che fa un medico quando opera, tanto quanto quello di un giudice. Che le persone si interrogano, perché mi viene in mente la sentenza sui jeans, della violenza che aveva subito quella signora, perché portare i jeans non è una violenza. Assolutamente sì. E quello sì. Mi ricordo che è venuto in Parlamento, io devo prendere la telefonata perché si sta scatenando, partita fiappa, detta così non va bene ma funziona. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Scusi, un saluto a tutti i suoi ospiti, Grazie. a lei, e voglio farle questa precisione, signor Marcato. Posso parlare? Certo. Lo stimo tanto perché lo seguo sempre per Quarta Colonna e lo stimo tanto. Purtroppo devo dirle che la mia storia che è stata tempo fa, che sono stati ladri qua da noi, si hanno addormentati 2 anziani, e stimo il signor Marcato perché batte sempre su queste cose. È possibile che il giorno d'oggi siamo raggiunti a questi punti? Mi risponda, signor Marcato. No, signora, insomma, signora, stia a sudare, di simulare, è un po' commossa la signora. Voglio ricordare anche, una cosa che posso dire Marcato, che anche a lei è capitato un episodio davvero molto forte, con pure minaccia di morte, vero? Sì, Detto, sì. poi veniamo ad uccidervi, anzi con sua mamma e suo fratello, e la mamma insomma ne ha risentito parecchio, quindi Sì. signora, sono cose che capitano, stia su, coraggio. Marcato. No, allora, intanto abbraccio la signora. C'è un tema però che va sottolineato. È vero, come diceva prima il colonnello, che magari i reati sono anche calati e che grazie al lavoro che stanno facendo insomma, hanno migliorato da questo punto di vista il nostro territorio. È altrettanto vero però che c'è un elemento di novità assoluta rispetto a 20-30 anni fa, e che è la violenza inaudita con cui vengono perpetuati certi reati. Cioè noi eravamo abituati fino a qualche anno fa al tipico ladro italiano, veneto, padovano, che aspettava che tu uscissi di casa e lui entrava a casa tua, portava via quel poco che trovava e lì finiva la questione. Oggi invece ti entrano in casa a prescindere che tu ci sia o meno. Se ti va bene rubano, se ti va male ti massacrano di botte, se ti va malissimo ci lasci le penne. Questo, e lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico, c'è una correlazione netta fra nazionalità e violenza con cui vengono fatti questi reati. Perché se noi andiamo a vedere chi ammazza di botte gli anziani durante una rapina in casa, è difficilissimo che siano italiani, ma molto difficile, perché in altre parti del mondo c'è una cultura della vita che è diversa dalla nostra. E la prova di questo è che per esempio a Padova il 73% dei carcerati non è italiano. Allora, evidentemente c'è un problema anche da questo punto di vista, per cui noi dobbiamo adeguare la normativa a questo cambio, a questo salto di qualità radicale che c'è stato nella violenza in cui vengono fatti i reati. Questo è un tema, perché altrimenti se noi continuiamo a fare leggi pensando che siamo l'Italia di 20 anni fa, non abbiamo capito nulla. Dopodiché sulla magistratura, mi faccia solo dire aprire una parentesi, c'è un'anomalia del tutto italiana. Allora, primo, non si capisce per quale motivo la magistratura debba essere declinata in correnti di tipo partitico, prima cosa. Tu sei magistrato e in quanto magistrato non puoi appartenere a un ambito politico. Seconda cosa,
Tu magistrato ti vuoi candidare al Parlamento, ti vuoi candidare al sindaco, nessun problema, ti candidi, vinci, quando ti candidi ti dimetti la toga e non la indossi più. Perché come faccio io a farmi giudicare, io della Lega, da un magistrato che magari è stato parlamentare del PD o di SEL o di Forza Italia e farmi giudicare? Posso avere il dubbio che questo abbia qualche influenza sul fatto che io sono leghista? Terzo elemento, vorrei capire per quale motivo i magistrati in Italia fanno le conferenze stampa per dire che una norma dello Stato non va bene, ma non esiste. Cioè, noi abbiamo una Costituzione che prevede la distinzione netta, la separazione delle funzioni dello Stato. Netta. Il Parlamento legifera e tu applichi la legge. Punto. Non la giudichi. Non la giudichi. Avete mai sentito i carabinieri fare una disamina su un magistrato? Mai. Mai. E chissà, allora l'invito è fatto ai magistrati è quello di meno conferenze stampa, un po' più sentenze che siano vicino ai cittadini. Ecco, e noi invece andiamo in pubblicità. 049 80 75 537, diteci la vostra, poi con Tarcisio insomma cerchiamo di capire che tipo di truffe ci preparano purtroppo anche per quest'estate. A dopo. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 80 75 537. Allora, la signora che ci ha chiamato prima, che si è anche un po' commossa, ci ha detto insomma sono entrati in casa, eravamo addormentati o ci hanno addormentati, non ho capito bene. Il problema non è in quel momento, è il qui ed ora, il problema è dopo, come vivi. Vivi con l'assunzione magari anche di farmaci, vivi con l'ansia crescente che possa ricapitare, che possano ritornare. Non so come faccio a vivere Marcato, visto che poi l'hanno anche minacciata di morte, no? Quando se ne sono andati. Mio madre, sì. Figuriamoci, insomma, non so mia madre per mesi ha vissuto in un incubo a causa di questa roba qua. È chiaro. Allora, Tarcisio, ci dobbiamo difendere. Diceva prima, attenzione, perché anche ci sono state delle finte charity, insomma, delle finte associazioni caritatevoli che venivano a chiedere dei soldi. Non ci si fida più di nessuno, l'ha detto anche Marcato, non fidatevi più di nessuno. Questo intristisce perché l'anziano già spesso è da solo isolato, se poi non apre la porta, non risponde più al telefono perché ha paura di essere subissato da possibili finti contratti vincolanti, perché non è iscritto nel registro delle contrapposizioni, se non mi ricordo male si chiama così, delle opposizioni, come vive questo anziano? Solo isolato in una torre d'avorio, lì, se ne sta. Beh, intanto io concordo sull'ultima parte dell'assessore Marcato prima. Stavo con l'incetto. Su questo. No, beh, però come per ogni problema noi parliamo sempre a valle, non a monte. Che società abbiamo costruito? E questo è il grande dilemma. L'abbandono della cultura avvenuta negli anni 60, il concetto di delega in bianco che abbiamo concesso come cittadini, e questo è il risultato. Il fatto di concedere la delega in bianco, a me, mio padre raccontava che nell'immediato dopoguerra chi faceva politica era monitorato costantemente nel proprio comune, e così ai vari livelli. Poi, con la ricchezza che si è prodotta, ognuno ha cominciato a pensare per i cavoli suoi, creando la delega in bianco. È chiaro che la politica l'hanno fatta con gli anni i più furbi, e questo è il risultato. Abbiamo creato una società che non può reggere sulla paura. O noi torniamo a parlare nelle scuole di etica, di responsabilità, di comunità, che sono parole che sono andate in disuso, o noi cominciamo dalle scuole, anche dalle scuole materne, prima ancora dalle famiglie, a capire che una società si ricostruisce riscoprendo alcuni valori, perché altrimenti andremo a finire che non usciremo non più di casa. Una volta le nostre case non avevano né recinzioni né porte. C'era la chiave sulla serratura. Poi abbiamo inventato fino all'ultimo
anche le telecamere, siamo più sicuri? No. Siamo carichi di paura, ma non possiamo pensare di andare avanti così. Dobbiamo ritornare ad essere più umili, a riscoprire quel senso di tornare a parlarci e dello stare insieme, perché altrimenti poi torniamo alle truffe. Noi come sindacato pensionati, per chi subisce dei furti, abbiamo da qualche anno istituito un fondo per dare un piccolo contributo, proprio perché subiscono furti le persone che hanno pensioni da 600-700 euro al mese. E allora, siamo al di sotto vengono della lì soglia di povertà, ricordiamoci, quando sono anche fortunati perché poi ci sono le pensioni a 300-400 euro. Ma noi come Veneto abbiamo costituito un fondo abbastanza consistente dove per i nostri iscritti garantiamo perlomeno un piccolo supporto rispetto al furto che hanno subito. È una piccola cosa, ma è un segnale. Però c'è, è importante che ci sia. È un piccolo segnale. Prendiamo la telefonata da casa, pronto, buonasera. Buonasera. Al telefono, alla televisione molto alta, la deve abbassare altrimenti sente il ritorno, ci scusi. Sì, subito. La mia collega deve averglielo detto. Prego. Buonasera, saluto tutti gli ospiti là presenti. Allora, in Parlamento non capisco perché c'è sempre qualcuno che giustifica o dà più sicurezza a coloro che vanno a fare rapine per le case, picchiano gli anziani o picchiano chi trovano, va bene, non capisco perché ci deve essere sempre qualcuno che gli dà più sicurezza a queste persone. Cioè la gente si vede disarmata perché dice come io che subisco il danno devo essere maltrattato dal mio Stato, dal Stato dove io sono nato, dove io ho lavorato, dove io ho versato dei contributi, e c'è sempre qualcuno che tutela queste persone. Ma io mi domando, ma lo Stato prima di tutto non deve applicare le regole giuste, e le regole giuste è che una bestia che non ha rispetto degli altri non deve essere tutelata, non può essere il politico di turno di questa o quella forza che la tutela, se no noi come cittadini siamo disarmati, noi come cittadini non siamo rappresentati, non ci sentiamo rappresentati da questa gente qua, ci vediamo alla mercé di chiunque. E questa cosa che in questi ultimi anni è stata fatta con la globalizzazione è aumentata spaventosamente. Se noi non riusciamo a capire che questa gente qua deve essere bloccata, fra pochi anni dovremo andare via dall'Italia. Grazie per il suo intervento. Colonnello, è chiaro che le persone che abbiamo sentito sono tutte comunque, come diceva anche Tarcisio De Franceschi, molto intimorite. La paura è tanta, è forte, perché si ha paura di un possibile ritorno e della efferatezza dell'atto criminale al momento, come ricordava Marcato. Abbiamo vissuto dal Gorgo al Monticano, noi ce lo ricordiamo bene, quello è stata secondo me la linea di demarcazione nella quale abbiamo cominciato a conoscere una violenza inaudita nei confronti anche degli anziani. Sono pietre miliari che sono rimaste nella testa di tutti gli italiani. Indubbiamente c'è stato nel tempo una maggiore efferatezza in alcuni reati, anche l'aspetto mediatico lo amplia, ben lo definisce in tanti casi. È anche vero però che è aumentata in maniera esponenziale l'attività repressiva nei confronti di questo tipo. La maggior parte dei reati predatori gravi vengono scoperti, soprattutto perché sia l'Arma dei Carabinieri, sia la Polizia di Stato, i reparti scientifici hanno delle grandissime capacità per riscontrare con materiali biologici e tutte le impronte dattiloscopiche ad un livello tale, siamo giunti che possiamo individuare chi ha commesso il reato anche nei cold case, cioè in fatti abbastanza accaduti in tempi pregressi. Voglio dire, c'è una maggiore attività anche scientifica svolta da questi reparti così importanti. Io non tragicerei mai, dico che i reparti delle forze dell'ordine
sono sempre presenti, ce ne stanno sempre, H24 su tutto il territorio, c'è un piano coordinato del controllo del territorio, addirittura in particolare la città di Padova viene divisa tra noi e la Polizia di Stato, quindi c'è una maggiore efficienza nei singoli settori di intervento, viene divisa, quindi ovviamente l'intervento viene dato o alla Polizia di Stato o ai Carabinieri a seconda dell'intervento. Su tutta la provincia c'è solo l'Arma dei Carabinieri, anche se la Polizia di Stato col Questore siamo sempre in coordinamento e intervengono anche loro a fare dei servizi massicci, però generalmente interveniamo in tempi anche brevi, abbiamo fatto anche delle simulazioni, degli studi su questo e riusciamo a intervenire in tempi veramente brevissimi, perché se non interviene la stazione, il maresciallo che è competente per territorio, interviene quello limitrofo che sicuramente avrà un servizio, si alternano ovviamente perché le forze e le risorse sono ridotte. Senta, quindi io devo andare in pubblicità, incoraggiamo le persone a chiamarci. Allora, chiamate i Carabinieri, chiamate le forze dell'ordine, vedete una persona che sta male, non volete fermarvi, avete paura, ma chiamate le forze dell'ordine, potete fare la differenza, salvare la vita di quella persona. Le chiedo una cosa e poi vado in pubblicità, la paura i suoi uomini ce l'hanno? Assolutamente no, gli uomini escono con molta prudenza, con molta sicurezza, abbiamo implementato anche l'attività addestrativa, proprio la Regione Veneto è stata pilota in tutta Italia e abbiamo uomini molto più addestrati, quel fatto che era stato prima citato di quei 2 carabinieri feriti che comunque arrestarono il malvivente, ovviamente è stato un po' un sinonimo di tutta questa attività. Abbiamo implementato le attività addestrative in maniera veramente poderosa, abbiamo uomini che fanno corsi anche di difesa personale, insomma si è voluto dare anche un senso di maggiore sicurezza al cittadino che vede, con un tipo di preparazione un pochettino più, come si vuol dire, dinamica più cinetica. Sì. Ecco. Noi andiamo in pubblicità, io sono a favore della telecamera, a favore delle forze dell'ordine quando vanno ad arrestare polizia, carabinieri, e anche sono a favore, lo dico chiaramente, con la pistola elettrica, perché quella è un grande deterrente, potrebbe scapparci di meno il morto durante una colluttazione, potrebbe salvarsi una vita in più, malvivente o no, poi dopo la giustizia deciderà, a dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta con la finestra 049 80 75 537, se volete dire la vostra. Allora Lincetto ci ha appena chiamato un nostro telespettatore prima della pubblicità e ha detto ma insomma che Stato è diventato? Uno Stato che tutela maggiormente il criminale, è troppo garantista. Mi viene in mente la storia che ci ha raccontato un tempo fa un nostro ospite che produce bussole per le banche, la cassiera della banca ha bloccato un malvivente dentro la bussola, storia vera, il malvivente ha fatto ricorso per sequestro di persona, l'ha vinto e ha ottenuto una certa cifretta che non voglio dire perché è una storia vera. Lincetto, siamo questi? Perché poi io ti posso bloccare in casa, però per il tempo necessario che arrivino le forze dell'ordine, altrimenti è sequestro di persona, questo me lo ricordo bene. Allora devo mettere dello scotch, in qualche modo bloccarlo, fare il numero e che non superiamo, non so, la mezz'ora, la mezz'oretta, perché altrimenti entra sequestro di persona. Ecco Lincetto, questi siamo anche noi. Sì, no, perché vedi, fa riflettere. Io vorrei anche lanciare un attimo di ottimismo, perché altrimenti sembra che siamo proprio veramente a carta e 48, dicono, no? Allora, abbiamo sentito dal colonnello alcuni passaggi, ma io sono convinto che alcune istituzioni, tipo i Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza o altro, sono istituzioni che ancora sono presenti e funzionano. Quello che però la nostra gente percepisce è che siamo allo sfacelo, perché vedi, quando tu nella stampa o anche nei telegiornali, ma scusi, nel nostro telegiornale è diventato praticamente un bollettino di guerra, no? ogni sera, è una cosa tremenda, ma questo paese è fatto anche di persone per bene che ogni giorno fanno un volontariato straordinario, che si dedicano alle persone, agli handicappati. Guardi, io provengo 15 giorni fa, ero a Torino ed ero in visita perché ho tenuto una conferenza all'interno
all'interno del Cottolengo di Torino. Ebbene, mi faceva presente il superiore lì dell'istituzione che hanno 5.000 malati in 3-4 che hanno 6.000 volontari giorno e notte, chi lavora che fa le sue 8 ore di lavoro e dopo va a fare la notte per un volontariato straordinario. Beh, su Torino, quale telegiornale parla che vi è questa realtà? Parlano come si dice, dei sottoboschi, di questo, ma al di là, io al di là delle elezioni che non mi interessano, parlo delle realtà. Allora, quello che si percepisce dalla gente, che non c'è più futuro, che non c'è niente che funziona, che una sentenza, diciamo così, di questo genere che abbiamo parlato prima, ma se ne potevano parlare, fa più male questa che 10.000 carabinieri impegnati tutto il giorno, perché se non fossero impegnati quello che succederebbe il 100%, per cui saremmo in balia veramente allora anche su questo dobbiamo avere il coraggio di dire che il meccanismo è andato in tilt, il meccanismo dell'informazione, il meccanismo come si può dire, della speranza, ci hanno tolto proprio la capacità anche della speranza, malgrado alcuni politici che oggi anche abbiamo al governo che parlano a vanvera, no? Abbiamo ancora forze dell'ordine, forze delle istituzioni che lavorano malgrado questi, che, non so se mi sono spiegato. Per esempio, quando prima il colonnello diceva che su Padova, a quella signora che ha telefonato, diceva no, vada tranquilla, esca tranquilla. Beh, insomma, ci sono alcune zone di Padova, il colonnello sa che per esempio ci saranno gente in Borghese che comunque guarda e via dicendo, ma ti capita il caso di alcune anziane che sono tornate a casa, poverette, malformate rispetto a... Allora, quella notizia dà una percezione che su Padova non ci si può uscire. Non so se mi sono spiegato. Allora dobbiamo avere anche il coraggio di dire che alcune cose funzionano, che poi le nostre istituzioni, chiamiamo dalla parte, come si può dire, di quelli tipo le forze dell'ordine o d'altro, che sono ancora brave, malgrado anche chi dà poi le indicazioni fondamentali che sono dalla parte politica. Notizie, siamo i primi che vogliamo dare buone notizie, certo, è importante che ci siano i volontari, non posso però pensare a una nazione che si regga sul volontariato. No. Se non sei un bravo comunicatore, però il bene è estremamente noioso. Bisogna dire questo, cioè... o sei affascinante nel raccontare il bene, fanno un telegiornale dove danno tutte buone notizie, dopo 3 minuti ti cambi canale, siamo così. Fai un telegiornale dove dici massacrata una famiglia, tutti quanti fantastici che ascolto, è così. Allora, per raccontare il bene bisogna essere affascinanti. La fortuna di Sgarbi quando parla di arte è che lui sa catturare l'attenzione pur per un ambito molto difficile, che è l'arte, è un quadro, però lui riesce a cogliere l'attenzione del telespettatore. Poi esagerando anche, chiaro. Quando fai talk show lasciamolo perdere, là poi ognuno ha il proprio giudizio. Però lo guardavo da Augias l'altra sera e con Augias parlavano del Caravaggio, che ovviamente non è un argomento da prima serata. Eppure io mi sono fermato ad ascoltare sia l'uno che l'altro, perché in maniera molto affascinante parlavano di questo. Poi ha chiamato Storaro, maestro, premio Oscar della fotografia, e lui parlava di questi quadri da un punto di vista del fotografo. Molto affascinante. Se non hai queste capacità, parlare del bene è estremamente noioso, cambi canale, è inutile che purtroppo è così. Tra l'altro, giusto che voglio aggiungere una notizia positiva, Caravaggio, Michelangelo Merisi è stato ammazzato su una spiaggia, l'hanno ritrovato giovane. Ecco, vede che anche lei ritorna nel fatto di sangue. Subito, voglio ricordare sul fatto di sangue che ha fatto pure una brutta fine il Caravaggio, Michelangelo Merisi. Ecco. Quando è accaduto quel fattaccio di Gorgo al Monticano, che concordo con gli ospiti che ci sono qua, ha segnato certamente uno spartiacque, no? È stata un episodio di una violenza inaudita, noi, dunque, Gorgo al Monticano è molto vicino al mio comune, quindi ci siamo svegliati altri rispetto a. Io però ricordo la procura, perché qua ci ricordiamo tutti, no, del massacro, perché è stata una cosa, per il nostro territorio, come diceva prima
l'assessore Marcato, sì, ma con ogni evidenza era il primissimo episodio, per fortuna anche abbastanza isolato, di una violenza così totale, no? E devastante per noi, le modalità e quant'altro. Allora, tutti ci ricordiamo di questo episodio, cui poi in giro per l'Italia ce ne sono stati molti altri, per fortuna, come dire, non così tanti, ma altri sicuramente. Tutti ci ricordiamo di questo, nessuno però si ricorda, secondo me, con doverosa attenzione, la risposta secca e immediata della Procura e delle forze dell'ordine, perché lì i colpevoli sono stati, come dire, arrestati nel giro di pochissime settimane. C'è stata una risposta netta e secca della Procura di Treviso, io ero sindaco quegli anni là e sono andata a ringraziarli perché ci eravamo svegliati un'altra provincia e con questa risposta importante che c'è stata delle forze dell'ordine, della Procura in particolare di Treviso, abbiamo avuto però anche la certezza che ci fosse uno Stato che in qualche modo assicurava una giustizia, no? Dopo ci siamo persi dietro a una serie di cose. Però hanno chiesto di uscire adesso, c'è la richiesta? Tre mesi fa chi ha fatto il palo è stato, adesso è in libertà vigilata ed è stata dimezzata la pena per buona condotta. Allora, in quel caso chi ha fatto il palo è schifoso tanto quanto chi ha fatto quello che ha fatto, perché uno che fa il palo a tre belve disumane che fanno quello che hanno fatto è colpevole tanto quanto, quindi attenuanti a te schifoso non le do, ma non te le darò mai, non esiste che tu vai via con la pena dimezzata per buona condotta di che? Che sono stati massacrati 2 anziani inermi in maniera così feroce. E invece, allora, peccato che lo Stato sia lo stesso che poi dà la buona condotta a questo deve marcire in galera. Non mi interessa, tu marcisci in galera. Hai fatto il palo, una cosa così terribile, ma devi marcire in galera. Non esiste ci sono degli episodi, però devo anche aggiungere una cosa. Poi è vero che la reazione è stata immediata. Anche sul caso Serignano Sabbiadoro mi pare che ci sia stata una risposta molto immediata delle forze dell'ordine. Qui entra in gioco la percezione, ha detto molto bene la dottoressa, cioè la percezione è delicata perché lì ci fu una risposta immediata della Procura e dei Carabinieri con degli accertamenti che nessuno vede. Nessuno riesce a vedere questi tipi di accertamenti che vengono fatti e tutta l'opera di informazione che viene sviluppata non si deve vedere, è svolta secondo modalità di legge. Ecco, questa è per rispondere anche a Ricetta, è la percezione che non viene vista, però c'è un'altra percezione, quella che stiamo facendo adesso, e di incoraggiare, come ho detto a fare le denunce, incoraggiare, informare chi tutela l'ordine e la sicurezza pubblica. Il resto viene veramente da solo perché l'apparato è forte, l'apparato c'è, l'apparato di sicurezza. Lara dice c'è una cosa importante, io vado in pubblicità invece prima che mi strozzino i miei colleghi e facciano un reato, a dopo. In diretta 049 80 75 537, allora diteci la vostra opinione, vi sentite abbastanza tutelati? Abbiamo qui un importante rappresentante delle forze dell'ordine che ci ha spiegato di non fare entrare nessuno in casa che non conosciamo, che non ci venga a raccontare che un nostro figlio è finito in questura piuttosto che alla centrale e ti chiedono dei soldi perché ma non siamo mica in America che ti chiedono la cauzione, assolutamente no. Oppure ci sono quelli reati odiosissimi, truffe, Tarcisio De Franceschi, che ti frugano nella spazzatura, questo phishing viene definito, e in base a questo ti vengono a chiedere dei soldi perché sanno magari che hai avuto un lutto importante, ti promettono una eredità, perché pure la spazzatura parla in Italia, lasciamo stare nel caso politico, ma la spazzatura può essere fonte di informazione per il malvivente. Beh, io sono d'accordo che non deve essere fatto entrare in casa nessuno. Non correte il rischio di impietosirvi rispetto anche a chi si presenta in maniera dimessa, perché questo è l'ultimo tipo di truffa che sta avvenendo adesso. Ecco. E magari poi non denunciate perché vi vergognate. Tutto deve essere denunciato, denunciate e denunciate,
perché è l'unica maniera per mettere in condizioni le forze dell'ordine, alle quali va il nostro sempre plauso, perché sono in grado, proprio in base alle denunce che arrivano dal territorio, di avere un quadro più preciso e monitorato in maniera costante. Su questo non c'è ombra di dubbio, però non fidatevi in questi ultimi tempi, perché c'è la tecnica di impietosire quando si suona il campanello, ed è una delle ultime truffe che stanno avvenendo. Cioè, come Poi dice non il ci caso sono... di Padova, che sono andati a chiedere la coperta per il figlio morto, non ci sono, ecco. non ci sono funzionari INPS, funzionari ENE, non ci sono funzionari di alcun tipo, nemmeno funzionari del comune, se non sono conosciuti. Ecco. Neanche in divisa, perché poi adesso l'hanno inventata anche questa, si presentano con false divise e il cittadino, quando vede una divisa, si mette subito sul chi va là, ma questa è una persona che mi difende, ma non è così. È chiaro. Chiamate Marcato. Non è così facile presentarsi con una divisa delle forze dell'ordine, più con altri tipi di uniforme, tipo dell'Enel, di altre, lì è più facile, non è tanto, più che altro lo dicono di rappresentare degli avvocati. Questa è una truffa che sta andando e colpisce tantissimo, adducendo che i loro familiari, i familiari della persona anziana generalmente, è fermata presso qualche ufficio dei carabinieri o della polizia. Questa è quella che va per di più e dove cadono quasi tutte, anche persone abbastanza reattive. Questa è assolutamente, basta fare delle telefonate giuste. Attenzione, c'è anche il trucco del telefono che rimane attivo, loro fanno chiamare un numero, riescono a veicolare il 112 su un numero loro, anche questo qui. Quindi bisogna mantenere la calma, aspettare. Non c'è nessuna persona che può essere trattenuta in ufficio senza dove deve essere versata una cauzione per poter essere poi liberata. Non siamo negli Stati Uniti. Non siamo negli Stati Uniti, siamo in Italia, non c'è nessun problema mai, diciamolo. Ed è importante, lo dico velocemente, l'opera che si sta svolgendo con tutte le istituzioni, soprattutto nella provincia di Padova, anche con la Chiesa, dove io stesso ho riunito tantissimi parroci e abbiamo parlato delle truffe alle fasce deboli. Fatelo, lo dico a tutti chi è impegnato in qualunque situazione, parlare di queste cose. Ne abbiamo scongiurate tantissime di truffe, basta parlarne, basta approcciare il problema in un comprehensive approccio, come dire. Deve essere comprensivo, è inutile scendere su tutti i tipi di truffe. È inimmaginabile quanto porta l'immaginazione e la fantasia di alcuni di questi. Infatti si chiama raggiro, artifici e raggiri. Questo è importante. Senta, posso chiederle una cosa anche un po' personale? In tutti questi anni di importantissima carriera, qual è il reato che comunque ad oggi, tutt'oggi, le dà più fastidio? Questo ce lo può dire. Guardi, la cosa che proprio quando le cavi dice, ma porca miseria. Beh, le violenze sessuali non riesco mai ad accettare un fatto del genere, nel senso che sono reati veramente brutti. Subito dopo, sui minori e sulle persone indifese, subito dopo proviene la truffa, in particolar modo alle fasce deboli e proprio agli anziani, perché c'è un approfittarsi, c'è un modificare la realtà delle persone che in quel momento magari sono più deboli, c'è una modificazione della realtà. Si fa pensare un qualcosa che poi nella reale vita non può accadere. Sono molto bravi, studiano le singole vittime, quindi riescono a entrare nel convincimento della persona, e qui c'è proprio l'artificio da parte mia, e proprio c'è il raggiro, che poi è quello che connota il reato. Purtroppo il reato non è gravissimo. Sono 6 mesi, 4-6 mesi, un anno. È ovvio che quindi è importantissimo la prevenzione a tutto questo, che si fa con un'opera. Noi abbiamo qui il comando interregionale, il nostro generale Adinolfi è un fautore di questo tipo di attività, quello di andare anche nelle scuole e convincere gli studenti di intervenire sui nonni. A me è piaciuta tantissimo questa cosa, perché è vero, lo fanno. Quindi noi abbiamo iniziato una politica
presso tutte le province, presso tutte le scuole, fino alle scuole medie, dove interveniamo e parliamo anche di questo tipo di truffa. Lì magari diamo anche una piccola spiegazione giuridica della truffa, di quello che può essere. Questo è giusto, perché poi avete buttato sull'erba al giovane, perché alla fine è anche vera una cosa molto importante, che quando poi c'è stato il momento della cintura di sicurezza, quando c'è stato il momento della raccolta differenziata, sui bambini si è puntato molto, marcato. Sono truffe odiose nei confronti degli anziani, andiamo verso un periodo estivo, l'anziano è anche un più solo purtroppo e forse le forze politiche dovrebbero fare anche qualcosa di in più per tutelarli, perché già fanno una vita difficile con pensioni al di sotto della soglia della povertà. Se più ci mettiamo poca tutela, cosa fanno questi? Stanno sempre chiusi in casa? Sì, innegabilmente servono più risorse per la famiglia. C'è un dato che è tremendo e che viene poco diffuso, ed è un dato che è uscito qualche mese fa. L'Italia è l'unico paese in Europa che vede la speranza di vita da quest'anno ridotta, che si riduce. E questo succede perché la gente si cura meno per mancanza di risorse. Sono diminuite le risorse per la prevenzione, addirittura anche per la prevenzione tumorale, e costa a volte troppo curarsi, per cui ci si rinuncia, e a causa di questo c'è una diminuzione dell'aspettativa di vita. Quindi noi dobbiamo in maniera forte e robusta fare una marcia indietro e mettere più risorse, ma lo dico al governo di oggi, a quello di ieri, a quello che sarà, perché altrimenti la vedo dura. Se noi mettiamo più risorse per la famiglia, le famiglie torneranno a fare più figli, le comunità torneranno ad essere comunità rigogliose come lo sono state, e ci sarà anche quella vicinanza, quel controllo di vicinanza che è essenziale, perché noi non possiamo pensare di prossimità. Sì, esatto, non possiamo pensare di mettere un carabiniere di fronte ad ogni casa, perché questo, a parte che la militarizzazione poi del territorio non è una soluzione, ma non possiamo neanche pensare di mettere in ogni via una pattuglia di carabinieri. E allora noi dobbiamo ritrovare la comunità e la famiglia. Lo si fa attraverso politiche sulla famiglia e politiche sociali nettamente più robuste di come si sono fatte negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni. Mi ricordavo una cosa molto vecchia che mi raccontava mia nonna, che c'era il filò, ci si trovava nei posti e ci si ritrovava con tutte le famiglie, era una vita molto, molto corale. Oggi è impensabile, turni di lavoro, orari impossibili, e quindi questo diventa molto difficile. Se la speranza di vita si è ridotta, sorrido perché pensavo all'idea, no, della flessibilità in uscita sulle pensioni, cioè fai fare un mutuo e poi questa mi faceva sorridere, però vabbè. Anche perché un attimo sa, qui i soldi non è che tu dai dei soldi dello Stato, dai dei soldi delle persone che hanno già pagato i contributi tuoi. È una cosa più ignobile che si possa pensare. Cioè la vita si riduce, tu concedi un mutuo con l'assicurazione, ti dà un prestito, ti vai in pensione con i soldi tuoi. Ma no, ma una roba, è una cosa che solo ed esclusivamente, non so da quale mente venga fuori. Vabbè, vediamo come verrà fuori. Guardi, non mi faccia dire qualcosa che dopo rifonda il partito dei pensionati, un altro partito, non è che ne dà bisogno. È il buon senso, come abbiamo a livello. Ieri sera sentivo il ministro, no, che parlava di questo e diceva che l'Europa ha scoperto che l'Italia ha grandi menti. Ma caspitina, siamo presi male anche in Europa se ha scoperto che i grandi menti sono questi ministri che noi andiamo in Europa a rappresentarci. Ma vogliamo finirla che dal punto di vista sociale non abbiamo distrutto quello che era fatto? L'Europa ci bacchetta le mani ogni 3 giorni. Non credo che tutte queste menti, ma non sto parlando di quelle di adesso. No, perché se penso alla direttiva sulla possibilità di indossare la sottoveste, sto fresca. Allora, Tarcisio, lei c'è questo opuscolo, lo prendo un secondo, l'incetto, grazie, è un bellissimo opuscolo, grazie. È un furto. Beh, insomma, colonnello, tenga presente. Io poi renderò il bene. Ecco, qui c'è questo opuscolo che viene fatto sicurezza per gli anziani all'interno, perché non è che l'anziano è web super informato, non è che navigatore su internet, però anche, e quindi sulla carta si legge bene. Qui c'è l'assessore regionale, dica che finanzi e cosa rimandaranno in tutte le famiglie sì, ma non è che può fare tutto.
mandale tutte le famiglie. Guarda che hai visto che l'ha detto in dialetto, è intrigato, guarda che già sul groppone, come si dice, Marghera e tutta quella roba lì, che non è una cosa semplice, la riconversione del porto, diciamola così. E quindi magari se vedete questo opuscoletto datelo magari al vostro vicino, all'anziano. 1 minuto e chiudi, dice Roberto. Io chiudo fra 1 minuto. Allora, volevo chiedere, Lorena Andretta, è chiaro, c'è molto da fare, il Partito Democratico ha delle grandi responsabilità, lei va a Roma venerdì, ci va? No? Sta a casa? No, non credo di andare a Roma, però torno sugli argomenti di prima. In velocità. Allora, da sindaco ho imparato e poi l'ho sperimentato, cioè ho cercato di metterlo in pratica anche da segretario politico. C'è una necessità incredibile di fare rete tra tutti, vuol dire famiglie, vuol dire imprese, vuol dire sindaci, vuol dire istituzioni, vuol dire questo, che non significa tornare ai filò che magari ci piacevano tanto perché allora non avevamo neanche i cellulari, significa abbandonare anche questa solitudine che c'è, perché ovviamente molto di questo accade perché in realtà gli anziani sono soli anche quando hanno i figli, perché se non c'è più quella rete di parentela che ti fa essere figlio quando serve, è chiaro che possiamo avere tutte le tutele che vogliamo dai carabinieri, ma non è che ci bastano, perché serve questo rapporto importante. A me non piace la parola welfare, a me piace stato sociale. E allora che stato sociale siamo? Siamo uno stato che non guarda alla maternità e non guarda agli anziani, non guarda il nostro passato e il nostro futuro prossimo. Io ringrazio davvero molto Lorena Andretta, segretaria del Partito Democratico di Treviso, grazie per essere stata con noi, grazie davvero molto al colonnello Stefano Iesson, comandante provinciale dei Carabinieri di Padova, quasi 1000 telefonate al giorno, insomma non è una cosa da poco. E grazie a Luciano Lincetto, già fondatore del Partito dei Pensionati e giornalista forse rifondatore del Partito dei Pensionati. No, volevo dire una roba. Non posso. Roberto Marcano, assessore della Regione del Veneto. Grazie a Tarciso De Francesco, segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati FNP CISL di Padova e Rovigo. Gli opuscoli, voi li distribuite 500.000? Sì. Vabbè, e sono gratis per una volta. Devo salutare. Andare a prendere il gelato sempre. Andate a prendere il gelato. Tranquilli e anche l'anguria. Bene, paga l'incetto. Ora istituito l'opuscolo. Grazie e torniamo mercoledì prossimo. Grazie.